Nuovo decesso nella notte nella casa di riposo di Merlara. Si tratta di una donna ospite della struttura dopo 2 giorni senza che si registrassero nuovi lutti. Siamo arrivati a 23. Avevamo tirato un sospiro di sollievo per 3 giorni, confidando che non ci fossero ancora nuovi decessi, invece siamo amareggiati, è capitato un altro decesso. Le case di riposo più in difficoltà in provincia sono quelle di Merlara, di Galzignano, Monselice e Lira, l'Istituto per Anziani di Padova. Proprio ieri, a livello regionale, è partita una sorta di programmazione, di protocollo per sostenere questi istituti a livello sanitario, con screening, tamponi e una task force di medici e infermieri che valuteranno lo stato di rischio delle varie strutture. L'ULSS 6 ha comunicato di aver fatto il tampone a circa il 20% degli oltre 5.500 ospiti degli istituti padovani. Gli ospiti positivi sono saliti a quasi 300. Esame anche per la maggior parte degli operatori, per un totale di circa 3.000 tamponi. A Merlara sono in servizio anche 5 sottufficiali medici dell'esercito. Sono molto preziosi, sono molto bravi, fanno anche loro i turni, i giorni di notte, e oltre a preparazione professionale, diciamo proprio di infermieri, fanno anche i compiti, assolvono anche i compiti delle OS, assolvono a compiti anche di carattere umano, perché avendo fatto missioni di guerra all'estero, sono molto preparati. A Merlara attualmente ci sono stati 23 decessi con quello di oggi, 49 gli ospiti presenti nella casa di riposo, 1 in ospedale, mentre si spera tornino presto in servizio alcuni dei 40 operatori in quarantena. La Regione 2 giorni fa ha fatto visita alla struttura con una commissione medico-amministrativa. Sono venuti proprio anche nella nostra struttura per capire, per dare delle linee guida, per vedere se sono rispettate tutte le normative ed eventualmente redigere piani più dettagliati.